Sono stato eletto nelle file di un partito che ha come simbolo il tricolore, si chiama Fratelli d'Italia, e ho come dire, posso dirlo chiaramente, ho votato e voterei di nuovo quando c'è stato il referendum per l'autonomia. Quindi o sono schizofrenico io, oppure c'è qualcuno che su queste concezioni ha barato e sta barando. Questa è la posizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio sull'autonomia differenziata, la legge Calderoli e la sentenza della Corte Costituzionale. Un tema diventato un libro e una serata al Palazzo di Trecento con Luca Zaia, presidente della regione, motore del referendum che nel 2017 ha iniziato un percorso reso possibile dalla riforma costituzionale voluta dall'allora presidente del Consiglio e segretario dei Democratici di Sinistra Massimo D'Alema. Una legge che la Suprema Corte ha confermato, bloccando di fatto il referendum innescato dalle regioni contrarie all'autonomia, ma contemporaneamente annunciando una serie di correttivi da approvare in sede parlamentare. Una sentenza salomonica che per molti esponenti politici ha evitato estremismi potenzialmente pericolosi, come è accaduto negli anni 50 col tritolo sui tralicci per smuovere il percorso autonomistico dell'Alto Adige. Un pronunciamento importante per il Ministro della Giustizia, anche se allungherà di molto i tempi per l'attuazione. Secondo me l'autonomia arriverà dopo un iter parlamentare che è posto dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma finché non leggiamo le motivazioni della sentenza possiamo soltanto dire che l'autonomia come concetto è stata salvata dalla sentenza della Corte perché l'ha dichiarata legittima, ma le dimensioni di questa legittimità nel momento in cui viene tradotta in normazione primaria, cioè in leggi dello Stato, è devoluta al Parlamento e quindi i tempi non li conosciamo.